Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati nel nostro spazio di informazione e di intrattenimento, ma più che altro di approfondimento con i nostri esperti, i nostri ospiti. Quest'oggi riprendiamo il tema tanto importante della prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro e soprattutto anche delle malattie professionali, ma visto in un angolo prospettico questa volta un po' diverso, ovvero quello delle cooperative. Allora entriamo in questo mondo, cerchiamo di capire come funziona, la valenza che viene ad avere per il contesto sociale e professionale delle persone, e lo facciamo, quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Barbara Vettorato, grazie di essere qui con noi, che è responsabile commerciale marketing di IRECOP Veneto e Federazione Banche di Credito Cooperativo. Grazie dottoressa. E ben arrivato anche il dottor Cornelio Dalla Valle, componente del Consiglio di Presidenza di Confcooperative Veneto, direttore della Cooperativa Sociale Studio Progetto di Valdagno, responsabile servizio di prevenzione e protezione della cooperativa. Ben arrivato anche a lei. Buongiorno. Allora, incominciamo, cappello d'apertura, dopo vediamo anche un po' quello che è il comunicato che mi ha destato l'attenzione, che è arrivato appunto dalla quarta commissione della Regione del Veneto, perché c'è stata un'audizione significativa e importante per quel che vi riguarda. Però io vorrei far capire ai nostri telespettatori il mondo di Confcooperative, dopo entriamo nello specifico anche di IRECOP Veneto, che cos'è, cosa comprende, non è a tutti noto. Buongiorno, Confcooperative è un'organizzazione di rappresentanza politico-sindacale. Al proprio interno conta diversi settori che vanno dall'agroalimentare alla pesca, al turismo, sport, spettacolo, al sociosanitario, sociale, sociosanitario e sanitario, all'habitat, al consumo, poi abbiamo anche la pesca, ve l'ho detto, e anche lavoro. Di rappresentanza, quindi una specie di associazione di categoria. È un'associazione di categoria che ha come missione la rappresentanza politica e sindacale delle proprie associate. E il mondo, quindi parliamo di un mondo complesso che va appunto, come vi dicevo, dall'agricolo al sociale, allo sport, il turismo, spettacolo. Cosa fa Confcooperative? Rappresenta le cooperative in diversi ambiti, ha una rappresentanza politica, quindi va a interloquire con gli organi che possono essere regionali piuttosto che nazionali o europei, perché noi pensiamo che l'organizzazione è così strutturata. Parliamo di Confcooperative a livello regionale, poi decliniamo l'organizzazione anche con le Confcooperative provinciali, quindi con una vicinanza importante sul territorio e quindi con una attenzione a quelle che sono le problematiche e criticità che ogni cooperativa riscontra quotidianamente. Poi abbiamo anche Confcooperative nazionali e abbiamo anche degli uffici a Bruxelles, quindi facciamo anche un'azione di lobby assieme in collaborazione con le altre organizzazioni di rappresentanza. Questo che ha detto è molto importante e interessante, forse non è conosciuto a tutti, per cui c'è un sistema di cooperative riconosciuto a livello europeo. Assolutamente. Noi abbiamo il fenomeno della cooperazione, tra l'altro possiamo dire che in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sociale, abbiamo fatto scuola, abbiamo una realtà molto strutturata e che è frutto anche di studio a livello europeo, e comunque noi come le dicevo, sia a livello nazionale che a livello appunto europeo facciamo azioni di lobby. Cosa vuol dire? Che rappresentiamo quelli che sono i bisogni delle nostre cooperative, quindi a livello nazionale. Proprio in questo momento il Consiglio regionale di Conf sta licenziando il programma di mandato, e questo programma licenziando il programma di mandato. Quando una persona sente licenziando vuol dire lo butta via, non ne vuole sapere. No, invece è in fase di stesura del programma di mandato. Parliamo di un Consiglio regionale di Confcooperative neoeletto, e quindi sta predisponendo un piano di mandato. Questo piano di mandato si declina in più azioni. Le dico questo per farle capire un po' quello che sono veramente le azioni concrete che Conf cerca di fare nei confronti delle proprie associate, perché dire che ha un ruolo di rappresentanza politico-sindacale vuol dire tutto e vuol dire niente, però nello specifico
prendendo ad esempio il programma di mandato, noi vediamo che in questo programma ci sono tutti degli aspetti che sono molto sensibili per le nostre cooperative, vanno dal tema della comunicazione, del marketing. Sappiamo quanto è importante la comunicazione, quanto è importante comunicare gli esempi virtuosi che la cooperazione in Veneto sta portando avanti, perché purtroppo a livello di immagine spesso nei giornali vanno a finire le cooperative che magari sono fuori dal nostro sistema, ok, ma si macchiano di azioni non così etiche, diciamo. Infatti lei ha toccato un argomento abbastanza caldo, adesso vabbè se ne parla meno perché per fortuna, per carità, ci sono altre questioni, però fino a poco tempo fa il nome cooperativa era associata a cose, a magari stranieri che venivano trattati adeguatamente, incamminare soldi per girarli per lucri poco leciti o interessi privati, e poi lavoratori che venivano dal mondo della cooperazione, chiamiamolo così, che però non avevano una formazione adeguata per inserirsi nel mondo del lavoro, affrontare le difficoltà, e venivano retribuiti, non lo so, perché poi ci direte voi se ci sono ancora mele marce da stanare in giro, retribuiti veramente in modo non congruo, no? E mandati a svolgere ruoli importanti, pensiamo alle case di riposo, pensiamo a tante strutture del sociosanitario. Sempre ritornando a quello che è il programma di mandato, un aspetto importante è tutto il tema della formazione, quindi in questi anni qua, ma è fondamentale. Sempre più Confcooperative punterà su quella che è la formazione e quindi su quello che è anche un processo di sensibilizzazione delle nostre associate, facendo capire quanto è importante la formazione. Poi tocchiamo tutto il tema specifico della sicurezza, ma però andiamo a parlare di formazione a 360 gradi, quindi formazione professionale rispetto anche alle figure apicali che ci sono all'interno delle nostre organizzazioni, quindi questo è un aspetto importante. Quindi darsi una veste, non una veste, svecchiarsi, essere un po' più a corrente con i tempi e certo, dare l'immagine più consona a quello che voi sapete che riuscite a fare, che fate per i lavoratori che fanno parte di queste cooperative e poi per al pubblico sostanzialmente. Assolutamente. Questo in estrema sintesi. Relativamente al capitolo sicurezza, prevenzione, malattie professionali, eccetera, siccome l'ambito è un po' delicato perché voi avete a che fare con l'agroalimentare e sociosanitario, giusto? Sì, sono i due settori predominanti in termini di fatturato aggregato, anche di persone occupate sicuramente. È cruciale l'argomento della prevenzione, della sicurezza. Assolutamente, e questo io credo che l'azione portata avanti da Confcooperative in questi anni qua, grazie al supporto tecnico organizzativo di IRECOP, e adesso entriamo nel merito con la dottoressa, sia stata importante ed è un'attenzione che sarà sempre più strategica da qua in avanti, visto un po' i numeri che vediamo in fatto di infortuni. Allora, sono due settori per i quali la formazione e sicurezza è fondamentale. La interrompo qui, guardi, perché dopo così entriamo nel merito specifico, in modo che i nostri telespettatori abbiano capito di che ambito stiamo parlando. Formazione e sicurezza è il focus, adesso passiamo la parola invece, perché giustamente se no lei la cita ma non sappiamo di che cosa si tratta, alla dottoressa Barbara Vettorato. IRECOP Veneto, ma lei diceva giustamente Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, ovvero cosa? Allora, IRECOP Veneto è l'istituto regionale per gli studi e l'educazione cooperativa, che come istituto siamo nati nel 1978 per volere di Confcooperative, che è l'associazione di categoria del mondo cooperativo, e di Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, quindi noi siamo l'ente strumentale di entrambe queste realtà e ci occupiamo proprio di formazione di consulenza con abbiamo come focus proprio la promozione dei valori cooperativi nel mondo delle imprese, sia delle imprese cooperative ma anche in generale di tutte le aziende afferenti, e anche rispetto proprio alle banche di credito cooperativo. Quindi il nostro obiettivo è sensibilizzare e promuovere il tema della formazione a 360 gradi. In primis rivolgendo i nostri servizi, le nostre attività al mondo cooperativo, ma poi da statuto possiamo farlo anche per tantissime altre realtà e organizzazioni. Perché? Perché quindi voi la formazione la rivolgete
ovviamente tutto il mondo cooperativo, cooperative, quindi vari ambiti che abbiamo visto, però potrebbe essere anche rivolta a esterni. Certo, noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto per la formazione continua e per i servizi al lavoro, quindi per tutto il tema anche della formazione e dell'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, e questo lo facciamo, ripeto, sia per il mondo cooperativo ma anche per il mondo del profit. Com'è la tendenza? Ci sono sufficienti giovani che vogliono essere formati, riformati, anche non solo giovani, persone che magari cambiano attività professionale, quindi è sentita ancora la formazione? Sì, è assolutamente sentita, e sono parecchi i corsi di formazione che rivolgiamo al mondo dei giovani disoccupati, quindi le persone che dopo un diploma o dopo un percorso universitario si affacciano proprio anche ai percorsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri fondi anche a livello nazionale per migliorare le competenze apprese all'interno degli istituti scolastici, e collaboriamo molto sia con le università, tutte le università del Veneto, quindi dalla Ca' Foscari all'Università di Padova, di Verona, di Vicenza, di tutte le principali province, e proprio perché ci sia maggiore contatto e anche collaborazione, per fare in modo che la formazione sia sempre più concreta e più basata anche su un approccio con il mondo delle aziende. Quindi attraverso questi percorsi di formazione cerchiamo anche di coinvolgere docenti universitari, ma anche consulenti e formatori che lavorano in stretto contatto con le aziende, in modo che ci sia proprio uno scambio tra teoria e formazione pratica anche. Per cui la tendenza è sicuramente sempre di più nella collaborazione tra istituti e enti come il nostro di formazione. Penso anche ad altre associazioni di categoria che hanno il loro ente di formazione di riferimento con gli istituti scolastici e l'università. E in particolare con gli istituti scolastici abbiamo delle importanti collaborazioni anche proprio per la finalità di promuovere i valori della cooperazione anche all'interno delle scuole, dalle elementari alle medie alle superiori, proprio perché i ragazzi abbiano anche l'esperienza del mondo delle cooperative. Faccio un esempio, in particolare con molti istituti scolastici e superiori abbiamo anche fatto l'esperienza delle quelle che chiamiamo ACS, cioè le associazioni cooperative scolastiche, proprio per aiutare i ragazzi anche a scegliere dopo il loro percorso di studi la possibilità di aprire, di investire anche a livello imprenditoriale in forme cooperative. Anche questa è stata un'interessante esperienza che abbiamo fatto, perché come diceva lei è poco conosciuto questo mondo della cooperazione. Infatti, assolutamente. Sì, ma so che in Emilia-Romagna ci sono stati diversi progetti che hanno visto coinvolto tanto il mondo della cooperazione, però lì c'è una tradizione culturale anche diversa, più radicata, per cui si tratta appunto di diffonderlo e farne un valore aggiuntivo, per cui sì, bisogna effettivamente dare degli elementi per capirlo meglio, anche partendo dai giovani. Sta crescendo molto anche in Veneto, anche con la collaborazione delle banche di credito cooperativo che per esempio hanno anche sostenuto iniziative di promozione del mondo cooperativo all'interno delle scuole, per cui anche le scuole si appoggiano a volte alle banche di credito cooperativo per ricevere dei finanziamenti a sostegno di queste iniziative che poi portiamo concretamente noi come ente proprio all'interno delle scuole. Benissimo, io vi interrompo un attimo. Torniamo insieme ai nostri telespettatori dopo la pubblicità, entriamo nello specifico appunto, parlare anche di prevenzione e di sicurezza, ci vediamo tra poco.